fotografo. Ma tanti ragazzi delle raffaellose sarà lassù e vi più o meno che anche lo faccia comunque le scarpe, peccato che non sono le solite due e le altre poi le
Allora, un gruppo purtroppo non si è presentato, sono disponibili 10 vestiti da Babbo Natale. Ripeto, un gruppo, probabilmente visto il tempo, non si è presentato. Elisea e Lara, scusami se puoi seguire questo problema. Tutto pronto per i Babbo Natale che sono sbarcati in piazza Mila. Ricordo prima corsa di Babbo Natale, prima domenica di dicembre. Stanno facendo segno cronometro, cosa? Bisogna infilare il vecchio di Babbo Natale perché sennò non si può. Babbo che suona, seguiamo il nostro. Sembra che si senta, Non si vede bene, alziamolo in alto, è difficile vederlo se voi non lo alzate in alto. Ecco il gruppo Sampionesimo, non sento gli applausi per il gruppo Sampionesimo. Mi hanno detto che siete in circa 600, complimenti, gruppo numeroso. Fate attenzione, vedete lo staff dei fotografi che sta già riprendendo le foto più simpatiche e poi troverete sotto il capannone di Foto Subito Giacomello. Ancora una volta voglio ricordare Sport 62, sponsor tecnico della manifestazione, che ci accompagnerà in questa edizione di Babbo Natale. 9:45, ripeto, tutti i Babbo Natali devono salire sulla gradinata. Babbo Natale non ha paura assolutamente della pioggia. Cominciamo a raggrupparsi sulla gradinata del Palazzo dei Leoni. Cominciamo pian pianino perché alle 9:45 faremo la grande foto che sarà pubblicata nel volantino del prossimo anno. Questa sarà il biglietto da visita Sport 62. Non sei stato attento. Vediamo che i Babbo Natali stanno cominciando a salire sulla gradinata tutti assieme. Appena un fotografo è disponibile di Sport Giacomello Studio, se avete è una delle foto a cui tutti i Babbo Natali. Allora tutti i Babbo Natali sono invitati a salire sui gradini che stiamo cominciando a predisporre la foto che andrà poi sul volantino del prossimo. 10 vestiti perché un gruppo non si è presentato, ma attenzione che vedo un gruppo di Babbo Natali che sta arrivando a piedi da... Aspettiamo anche loro.
responsabile più decimo, per cortesia. Un responsabile di più decimo. Chi è uno dei responsabili più decimo? Mi dicono i bambini davanti se è possibile. Babbi Natale, siete in ritardo per la foto che andrà nel manifesto del prossimo anno. Ok? Quasi tutto pronto. Babbi Natali devono accelerare, per cortesia, vedo che ne arrivano ancora da lontano, probabilmente sono in ritardo, le renne stanno. Ok, salutiamo anche gli amici di Dolo Sport che sono qui per la corsa di Babbo Natale, anche loro protagonisti. Aspettate perché i fotografi devono fare le cose per bene, perché questa sarà la foto che il prossimo anno andrà a posto, se li dici. Sul volto, bene. Miraporte, giriamo sul ponte e torniamo qui, diretti. Giro grande, ripassa la seconda volta per Miraporte, variante per i 7 km. Elisea, vieni un attimo. Presidente della Proloco. Allora, volevo ringraziare i partecipanti anche se oggi non è una giornata meravigliosa. Però voi sapete che ha uno scopo questa marcia. Prima di tutto perché siamo bellissimi vestiti a Babbo Natale e Mira ha bisogno di essere animata. Un ringraziamento agli organizzatori, un ringraziamento alla Proloco che ormai siamo sotto la sua ala protettiva. Ringrazio tutti, ciao! Un buongiorno a tutti, intanto dalla Proloco, un grazie a Elisea, è sempre un piacere collaborare con le associazioni del territorio, del comune di Mira, ma soprattutto per il sociale, che per noi è sempre una cosa molto importante. Un grazie, buona corsa a tutti, ci vediamo dopo quando abbiamo finito. Dai. Allora i Babbo Natale si vogliono portarsi alla partenza, andiamo verso Padova, direzione verso Padova. Tutti i Babbo Natali vanno verso Padova. Attenzione, ripeto. Aspetta, ma io tutto ciò? Questi due pezzi. Tutti i Babbo Natali. Mancano 8 minuti alla partenza in questo momento, ripeto 8 minuti alla partenza. Alla partenza i Babbo Natali, tutti assieme. E va! Dai i nonni, fai i nonni. Dai, aspettiamo i nani, dai. Questi nani.
Pensa, First Noel, the angel did say, was to certain poor shepherds in fields as they lay, in fields where they lay keeping their sheep on a cold winter's night that was so Born is the King.
Jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Dashing through the snow in a one-horse open sleigh. O'er the fields we go, laughing all the way. Bells on bobtail ring, making spirits bright. What fun it is to ride and sing a sleighing song tonight. Jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh.
Ricordo a tutti che ci saranno migliaia di premi a istruzione. Ricordo mentre è arrivato in questo momento l'assessore del comune di Mira o gli assessori del comune di Mira che poi insomma nel frattempo voglio ricordare che ci sono altre manifestazioni che prossimamente, come la corsa di Babbo Natale annuale che prevede la partecipazione di ben 2500 Babbo Natali. Quindi se volete organizzare e fare il gruppo, ringraziamo le renne dell'FPT che hanno partecipato a questo evento riuscitissimo. Vediamo che il ristoro è popolato, ricordiamo cioccolata calda e soprattutto voglio ricordare, rimanete qui perché ci saranno migliaia di premi a sorteggio. Ben riuscita anche questa manifestazione, ricordiamo l'organizzazione dei mercatini da parte della Proloco di Mira. L'associazione Sorriso ha proposto la corsa di Babbo Natale inserita in questo evento che è riuscitissima in quanto abbiamo raddoppiato le presenze dell'anno scorso. Vi lo voglio già ricordare che il prossimo anno, la prima domenica di dicembre, ci sarà la corsa di Babbo Natale dove? Qui a Mira, quindi 2013. Appuntamento di nuovo qui e speriamo di riuscire ad arrivare almeno a 600. Questo è l'obiettivo che ci potremo dare per il prossimo anno. Le foto sono già in visione, andate allo stand di Giacomello vicino a Sport 62, 7000 foto, attenzione, andate a vedere, sono 7000 foto già pubblicate, le potete già guardare e scegliere qui in piazza e ritirarle questa mattina e andare a casa con questo bellissimo ricordo della corsa di Babbo Natale. Si trova vicino allo stand di Sport 62, ricordo, negozio che si è accompagnato dal punto di vista tecnico, quindi chi ha piacere vada a vedere sia lo stand del tecnico che lo Sport Giacomelli che ha esposto 7000 foto, ripeto, andate a vedere perché sarà una bella sorpresa vedere il vostro volto già stampato in foto. I due gazebi verdi vicino a Sport 62 mi stanno già chiedendo dov'è il suo posto. 7000 però ragazzi, pensate, i fotografi si sono attivati e hanno già pubblicato, si possono già vedere le foto della corsa di Babbo Natale a Mira. Ricordo che i premi sono a sorteggio, a parte il più giovane e il più vecchio.
mi hanno posto una domanda a cui non ho saputo rispondere, ma so che il tuo servizio di dati è già pronto a rispondere. Verrà premiato il più vecchio in base all'età, che sia maschio o femmina. Il più giovane, che sia maschio o femmina. Poi saranno premiati i primi 3 arrivati della 7 km. Il ristoro è dentro alla villa, ragazzi. Babbo Natale potete andare, c'è un ristoro con cioccolata calda, tè, biscotti e soprattutto da Giacomello potete già vedere le foto della manifestazione. Chiaramente le premiazioni le inizieremo appena è arrivato l'ultimo atleta. Cartellino eventualmente lo consegnate al giudice ufficiale con la giacca arancione, Maurizio, che ha già messo per primo lui, no, è vero, Ma è arrivato anche Babbo Tessari. Ristoro dentro, vai subito. Vi ricordo, passate parola che ci saranno le premiazioni, subito dopo sta arrivando anche un treno di Babbo Natale, mi dicono con la trombetta. Fate applausi a questo Babbo Natale con la tromba. Si sente allora? Sono arrivati anche le Coca-Cola, il Cubutella. Ecco, si sono conosciuti lungo la gara, Babbo Natale e Babbo Natale, e poi vediamo Gesù Bambino quando farà. Sì, ma ci sono Babbo Natale che girano, hai visto? Voglio ancora ricordare che per chi è presente saranno sorteggiati molti premi, mentre avvicinatevi tranquillamente allo stand di Giacomello perché ci sono 7.000 foto già pronte a essere portate a casa. Allora, la colazione l'hai fatta? Atleta? E allora Babbo Natale che dice? Tutto bene? Tutto bene, vinco io. Vince la solidarietà. Vince la solidarietà oggi. Sì. È importante la coppia Birba di Birba. Si è perso? No. Ricordiamo che le premiazioni saranno fatte appena terminato l'arrivo degli ultimi atleti che non sono lontanissimi, mi dicono.
vediamo. Allora, tutto bene sul percorso? Tutto ok. C'era traffico? C'era traffico? Mi dica di sì o di no se c'era traffico. C'era traffico aperto? Allora adesso rimproveriamo il comandante. Sembra che abbia funzionato anche l'ordinanza di chiusura del traffico in modo sicuramente migliore dell'anno scorso. Se ci sono problemi ditecelo pure, perché noi cercheremo di migliorare ancora una volta il percorso. Abbiamo portato delle modifiche già quest'anno e se necessario ne porteremo ancora. Vediamo che si stanno già preparando. Per cortesia il comandante di Vigili se mi sente, attenzione, per cortesia il comandante di Vigili se mi sente in zona d'arrivo, oppure se è qui presente sul parterre qualche assessore, un attimino solo, ho bisogno di un qualsiasi assessore del comune di Mira. Allora guardi che a Noale ci sarà una corsa con premiazioni di Babbo Natale con accompagnatore, obbligatorio l'accompagnatore. Quindi fronte tra poco. Come è andata la gara, secondo lei, se vale la pena, se non vale la pena? Buongiorno a tutti, grazie, vale sempre la pena di fare una manifestazione del genere, siete uno spettacolo per gli occhi, è bellissimo, un sacco di gente, grazie di cuore da parte di questa amministrazione e grazie per l'impegno che mette l'associazione Il Sorriso per fare questo lavoro, grazie a tutti voi che avete lavorato, grazie di cuore da parte di tutti noi e buon proseguimento. Grazie mille, questo era per occupare un po' il tempo in attesa dell'arrivo dell'ultimo atleta. Io posso solo dire che stanno lavorando da morire questi giocatori. Quindi se della manifestazione, ma seguiremo anche dopo per le premiazioni. Bellissima veramente. Vedere questi Babbo Natali è una cosa meravigliosa, poi tutte queste persone che sono qui per questa associazione che fa, mi prende il cuore, non so più cosa dire. Ma Babbo Natale che cosa regalerà agli atleti a Natale da parte di Sport 62? No, Babbo Natale... no. Stefano Novello, dovrebbe esserci.
guardate tutti verso la villa per cortesia, mi dovreste aiutare, ma mi dovreste aiutare, poi mi serve una voce squillante, c'è qualcuno che ha una voce squillante? No, non possiamo fare l'Isea, è già protagonista per un'altra cosa. Allora attenzione, tutti i Babbo Natali. Allora attenzione e poi tutti i Babbo Natali si aggrazzino a questa canzone. Pronti? Auguri a te, tanti auguri a te, tanti auguri per Maria, tanti auguri a te. Ok, abbiamo fatto le due settimane, ma poi si saranno anche gli auguri per il resto. Allora però siamo tutti invitati da lei a mangiare. Come fai? Grazie, beh, Allora, ho provato, se non pranzo, proprio qui. Chi è quel gruppo di San Pedrissimo per caso? Siete di San Pedrissimo? Sicuri? Perché vediamo delle liste guidate alla vita, sembrano liste guidate, ma sempre che fanno corso il normale. Allora, attenzione, mi dicono che c'è la RAI qui presente in piazza, se mi hanno detto che c'è la RAI, mi hanno detto che poi dovrei fare un'intervista, mi hanno detto tante cose, quindi aspettiamo l'arrivo dell'ultimo, che fra l'altro è l'atleta più giovane all'ultimo posto. Quindi dobbiamo attendere l'arrivo di questo atleta che allora nell'attesa che arrivi anche gli ultimi, perché insomma beati i primi ma anche gli ultimi. Allora stai sentendo comunque c'è un bambino che sta facendo proprio 7 km, quindi è una praticamente abile di vari sport: atletica, boxe, basket, ruota alla veneta, ginnastica artistica, e ci fermiamo qui perché sennò abbiamo attualmente quasi 70 ragazzi e vi assicuro che sono tantissimi, perché 15 anni fa siamo partiti con 7 e adesso quest'anno sono arrivati molti nuovi iscritti. Abbiamo però grandi soddisfazioni perché abbiamo campioni italiani, campioni europei e campionesse mondiali. Quindi per noi è un onore avere questi atleti nel nostro gruppo. Io mi rivolgo a genitori che abbiano ragazzi diversamente abili. Credete nei vostri figli, perché possono fare tutto, basta trovare le persone giuste, ma anche che crediate in loro voi. Se andate anche sul nostro, a parte che il sito adesso non l'abbiamo più, però su Facebook, e vi fate amici nostri, vedrete tutte le foto dei nostri ragazzi, fin dove sono arrivati, anche i vostri possono arrivare lì. Quindi mi raccomando, oppure se conoscete anche genitori che abbiano bambini con problemi, perché tutti possiamo fare tutto, niente è impossibile. Grazie invece per la vostra partecipazione il prossimo anno, spero siamo ancora di più, però dobbiamo anche... Vi ringrazio. Michele, ti volevo cogliere questo momento importante. Michele, Presidente della Proloco. Dov'è? Mi avete sta arrivando la Lara? Qualcuno mi
questo. Allora vorrei ringraziare innanzitutto anche gli amici dei Carabinieri Cogello che ci hanno aiutato nel tratto di Miraforte, la promozione civile di Mira che si è adoperata e soprattutto i genitori che hanno completato l'operazione di chiusura di incroci per quest'anno. Michele, la parola a te. Prima di iniziare direi che puoi portare il tuo saluto o il tuo contributo a questo evento. Come ho detto prima, c'era un ringraziamento principale all'Associazione Sorriso che ha organizzato l'evento con il supporto nostro della Prolongo Mina. Un evento che mi sembra dal secondo anno stia crescendo a dismisura, perciò è solo che bisogna avere un successo per Mira, per tutti. Abbiamo un tetto che purtroppo dovremmo fermarci a 500, però insomma noi siamo fiduciosi e vedremo in caso ci sono più iscrizioni, se sapremo gestirlo, vedremo dai insomma. Il problema del numero è importante, ma l'importante è trovare la sicurezza del percorso e per questo inviterei gli assessori presenti all'assessore sport che mandate i vigili per le premiazioni, se ci avviciniamo. Sì, volevo anche ricordare che i mercatini di Natale di Mira sono un'organizzazione organizzata da Prolongo di Mira, ma che è l'inizio di varie iniziative che si concluderanno al 13 di gennaio con la persona di Miraporte, che ormai è un'istituzione, e il 1 di gennaio il concerto di Capodanno con coro gospel qui in teatro. I biglietti saranno disponibili da metà dicembre, comunque tutte le informazioni le trovate sul sito della Prolongo. E grazie all'Associazione Sorriso, adesso vedremo le informazioni. Per quanti state? Allora sono arrivati gli amministratori, ma adesso velocemente chiedo ai bambini, solo ai bambini sotto il mezzo metro, di mettersi in fila davanti all'Elisea, in fila indiana, tutti i bambini che sono presenti. Forza, tutti i bambini devono avvicinarsi perché Babba Elisea sta distribuendo dei regali solo per i bambini. Bambini che hanno partecipato alla corsa, chiaramente, solo i bambini che hanno partecipato alla corsa. Un regalo. Stefano, Dolo Sport, se vuole salire per cortesia. Benissimo, io ho avuto la fortuna di farla con Stefania, che è una vostra atleta, che mi ha insegnato a marciare, vuol dire che è stata veramente una lezione importante per me. E quindi tutti questi ragazzi spero che possano capire cosa vuol dire partecipare. Questo è grazie a Raffaele, grazie a Elisea e a tutti voi. Come vedete è arrivato un messaggio, cioè il ragazzo disabile aiuta il ragazzo normodotato. Bisogna dirla che se non è una bella parola, ma purtroppo è il titolo che dice cosa possono fare questi ragazzi. Babbo Elisea, come sei messa? Ciao. Tranquillo. Cerchiamo di organizzare il meglio per poter supportare anche il cibo per le persone. È ovviamente una questione di sicurezza, ma insomma cercheremo di vedere, di gestire anche il prossimo anno. Secondo me vale forse poco la pena chiudere subito immediatamente così e dire no a priori, insomma, verificheremo e ci impegneremo per estendere questa bella iniziativa. Perfetto, allora se l'appello hanno smarrito un bambino mi dicono no, per carità. C'è? Bene, Maddalena! Eccola che sta arrivando!
meno male. Ciao. Può succedere che questo lo vanno a guardare. Babbo Natale aiuta tutti. Ascolta. Allora attenzione, iniziamo, eccolo qui, mi fanno segno, io direi che facciamo un grande applauso perché con questa, quando arriva è chiusa la corsa di Babbo Natale, è l'ultimo con l'ultimo atleta, quindi ci giriamo verso l'arco e appena vi darò l'ok potremo partire con un grande applauso, aspettiamo che è qua a meno di 100 metri. Pronti le mani? Non sento? Sono pronte le mani? Non le sento? Poco. Eccolo quando passerà l'arco. L'ultimo atleta assieme applausi. Grazie Lara. L'ultimo atleta che sicuramente è il più giovane, mi dicono. Lara mi ha imbrogliato, mi hai detto il più giovane. E la segreteria seguirà l'ordine d'arrivo ufficiale, la segreteria ha elaborato l'ordine d'arrivo principale, sul podio assieme con tutte le autorità il presidente della Proloco, il sorriso Bedì Michele, primo classificato. Bedì Michele. Eccolo qua che sta salendo sul podio. Consegna l'assessore allo sport e sale sui gradini del podio più alto e il podio importante sia il Palazzo Leoni, Pizzato Giovanna. Il primo uomo e la prima donna devono salire sul podio. Primi classificati, prende sempre l'assessore allo sport. Ecco, avvicinatevi per la foto, che vi sia avvicino per la foto. Al secondo posto sale Zanta Giorgio, e al secondo posto per le donne Maroggiu Sonia Maroggiu, sempre l'assessore allo sport che premia. Io lo so che l'avevo storpiato questo nome. Prende il consigliere Biasiotto. Terzo posto. Abbiamo fatto la premiazione consueta, perché se prendiamo il podio maschile e femminile l'abbiamo fatta mista. E sale per il terzo posto Fontanella Igor. Assieme a Zorzetto Susi. E questi tra virgolette dovrebbero essere gli atleti che hanno vinto la gara dei 7 km, ma in realtà chi ha vinto, ci tengo a sostenerlo, ha vinto la solidarietà oggi. Quindi grazie a loro, ma soprattutto grazie ai 400 Babbo Natali presenti in piazza. Lara Cestolano, devi salire un attimino perché usciamo dalle proiezioni per un secondo, perché c'è una proiezione specialissima. Allora, questa mattina prendiamo un atleta che è una campionessa
ginnastica artistica, categoria juniores, e la Proloco ha deciso di sottolineare questo evento così importante appunto per Mira ed è la nostra Alice Sorato. Mi fa il saluto della sua ginnastica, dai. Oh. Siamo andati a Winchester questo settembre e l'abbiamo portata a casa il titolo mondiale juniores. Quindi noi siamo molto felici. Quindi il nostro aiuto serve anche a questo, per noi di portare i ragazzi in giro per il mondo, perché se lo meritano, si impegnano tantissimo. Ci siamo allenati tutta l'estate con 40 gradi, dentro in palestra, perché siamo di Madrid, grazie alla sauna naturale. E abbiamo vinto, ha vinto, però abbiamo vinto come associazione. Quindi grazie a tutti, siete stati gentilissimi e complimenti a tutti! Allora, adesso premiamo un atleta, io non so come fare io, quei 3 gradini non li fa, È nata il 19/8/2012 ed è l'atleta più giovane. La portiamo per le premiazioni Marchiori Mia. Questa è la Babbo Natale più giovane. Un applauso. La sorella di Mia è una nostra atleta speciale che è a casa con l'influenza. E ora passiamo al lato opposto. È nato il 27/4/1928. Martignolo Cesare. Martignolo Cesare ed è il vero Babbo Natale che sale. Martignolo Cesare è il vero Babbo Natale che assieme all'amministrazione premia medicinali per la Babbo Natale, ma quest'anno porto magari i bambini? No, ma gli altri bambini niente regali quest'anno? Non lo so, si vedrà che siamo in il Babbo Natale non c'è crisi, attenzione! Allora, premiazione per i gruppi al terzo posto. Per questo ricordatevi perché deve diventare uno stimolo per il prossimo anno. Allora, con 19 presenze al terzo posto le Coscinelle. 19 terzo posto. Le Coscinelle. Al secondo posto con 23 presenze Eletro Papi. Gli Eletro Papi che stanno suonando il campanello, non sento gli applausi. Prende il comandante? No, comandante, non era per lei assista, è per loro.
e vince, però adesso io vorrei sentire con le mani, oh. Allora, e vince con la bellezza di, non c'è, 70 partecipanti, 70, però non sento ancora, oh. Sandro Bellissimo! Davanti ai bambini, davanti. C'è una cesta enorme di caramelle per il San Bellissimo. Guardate, vino da mangiare, il genitori, il cestone, i bambini. Assessori, consegnate un pago per ciascuno, consiglieri, prendete un pago per ciascuno. Questa è la foto che rimarrà negli annali. Guarda già le mani, guarda come usare i caramelle che spariscono. Bello, non sento l'applauso. E ricordate, chi è presente adesso partecipa ai premi a sorteggio. E iniziamo veloci perché saranno migliaia di premi, assessore.